L'Archivio Mario Cervo apre i suoi spazi anche per questo secondo incontro promosso dallo stesso Archivio con il sostegno della sezione musica dell'ISRE di Nuoro per parlare di musica, per parlarne con chi la scrive e la esegue, ma anche con chi ne scrive pure di musica. E oggi è proprio il caso tipico in cui andiamo a colloquiare con un musicista che però ha sentito l'esigenza in questi ultimi mesi di provare a fissare su un libro quelle che sono state le sue esperienze personali, ma anche dipingere un po' quello che è stato il quadro della scena musicale sassarese negli anni 80. Stasera infatti abbiamo modo di parlare di questa pubblicazione Vintage, che è dedicata proprio alla scena musicale sassarese degli anni 80, edito dalla Alfa Editrice di Cagliari. Ne è autore Riccardo Frau, col quale siamo video collegati in questo momento. Buonasera Riccardo e grazie intanto per aver accolto il nostro invito. Buonasera Giacomo, grazie a voi per avermi invitato. Ben ritrovato. Ho detto in presentazione che ne parliamo con chi la musica l'ha fatta, l'ha suonata, anzi continua anche a suonarla, e poi ha sentito l'esigenza di scrivere anche sulla base di una propria esperienza personale. Perché ricordiamolo intanto per i più distratti, Riccardo, la tua esperienza musicale passa per diverse formazioni già a partire da quei mitici anni 80 di cui parleremo tra poco. Vuoi intanto descriverci il tuo percorso di musicista? Sì, Giacomo, chiaramente poi la mia vita professionale ha preso altre strade da quel periodo in poi, pur tenendo in caldo questa passione, che allora era qualcosa anche di più. Infatti la mia attività musicale si concentra soprattutto negli anni '80 e questo è anche il motivo per il quale questa narrazione è concentrata in quel periodo. Diciamo che allora ho avuto la fortuna di far parte di una formazione rock piuttosto longeva, perché poi attraversò quasi tutto il decennio, e quindi ho avuto il modo di avere delle esperienze molto profonde, molto intense, perché in quel decennio probabilmente il movimento rock sassarese, ma non solo, anche isolano, ha vissuto uno dei suoi periodi migliori e più fecondi, anche perché, come forse avremo modo di esplorare, di approfondire nel corso della nostra chiacchierata, diciamo c'è una data di partenza che è il dicembre del 1983, in cui si tenne il raduno Musica 83, ma da lì poi si diramarono alcuni fenomeni, fra cui per esempio il Festival Rock di Tonara, Rock Area, che fu un fenomeno di polarizzazione regionale del movimento rock. E su questo sicuramente torneremo, però tirando fuori dei nomi, visto che tu non li fai, il gruppo piuttosto longevo di cui tu parlavi era quello dei Jab, diciamo bene, e poi però ci sono state anche altre tue esperienze musicali a contatto con altre espressioni musicali, dal blues all'omaggio ai Rolling Stones. Sì, corretto Giacomo, in effetti diciamo che dopo l'esperienza dei Jab, che durarono quasi fino alla fine degli anni '80, nell'88 ebbi l'idea con alcuni amici di fondare la prima blues band sassarese, che erano i Blues by Five, e poi ancora, attraverso vari percorsi, approdare a quella che è la tribute band isolana dei Rolling Stones, con cui tra l'altro abbiamo avuto un'esperienza divertentissima nel 2017, perché abbiamo fatto l'anteprima del concerto dei Rolling Stones a Lucca. Il giorno prima c'è stato il raduno delle tribute band nazionali e noi rappresentavamo l'isola in qualche modo, ed è stata veramente una kermesse molto divertente. Allora, intanto torniamo a questi anni 80, Riccardo, anche perché registro un crescente interesse in questi ultimi tempi proprio su quel decennio e su quella scena musicale, un interesse che è testimoniato dal ritorno per esempio alle incisioni discografiche anche di una band che è assolutamente seminale da questo punto di vista, come quella di Joe Perrino e del Mellotons, con una incisione su vinile proprio freschissima, la ristampa di importanti lavori di altri gruppi, la stesura di un film documentario sui Kenzeneke che sono arrivati proprio immediatamente dopo. Insomma, c'è un grande interesse su questi anni 80 che nel complesso per la Sardegna che cosa hanno rappresentato, prima di scendere nel particolare anche di alcuni di quei momenti, di quegli eventi che tu ci hai anticipato.
Probabilmente gli eventi culturali non sono mai totalmente estranei a un periodo di fioritura anche economica, e negli anni '80 la Sardegna attraversava un periodo di un discreto benessere. C'era uno studio di Repubblica del 91, che è citato anche nel libro, in cui si diceva che per esempio Sassari nella seconda metà degli anni '80 aveva il reddito medio pro capite più alto dell'isola ed era chiamata la più ricca delle città povere del sud, oppure la più povera delle città ricche del centro-nord. E da lì probabilmente deriva il fatto che c'era un fermento culturale che portò a Sassari e in Sardegna artisti di grande fama, perché voglio dire, a Sassari si ebbe la fortuna di vedere grandissimi nomi del jazz, dall'Art Ensemble di Chicago, Wayne Shorter, Ornette Coleman e via discorrendo, nel classico Carla Fracci e Gaslini, oppure ancora gli Spandau Ballet 1987 a Sassari, che era un evento abbastanza significativo per l'isola. Per cui probabilmente unito a questo benessere, a questo fermento, a questa propulsione, questa voglia di fare, il movimento giovanile ha iniziato a aggregarsi anche nella forma delle band rock. Per cui in quel periodo vediamo la fioritura di tanti fenomeni musicali con una densità che probabilmente non si è più riproposta, e tra l'altro con pochi mezzi, perché ovviamente negli anni '80 non c'erano i tutorial su internet, non c'erano tante facilitazioni, non c'erano le registrazioni digitali, ma il percorso era scandito attraverso fenomeni importanti e significativi, che erano i concerti, l'incisione, che era incisione su vinile o su musicassetta, con tutte le complessità che questo comportava, e diciamo che da lì ci fu un effetto moltiplicatore che andò probabilmente a propagarsi fino alla fine del decennio e ai primi degli anni '90, e ai fenomeni che tu correttamente citavi poco fa. Sì, effettivamente, se Santa Giusta e Oristano erano una sorta di Liverpool in Sardegna negli anni '60, Sassari è stato un po' l'epicentro della musica rock nel corso di questi anni '80. Però tu nel tuo interessante saggio che hai stilato in questi mesi non ti sei soffermato soltanto a tracciare, come dire, una sorta di censimento delle band e dei gruppi che nascevano, un po' come funghi, insomma, in questa città dal grande fermento, perché in qualche modo viene descritto anche quello che è il fermento culturale, se vogliamo anche quello sociale e politico, che ha attraversato la Sassari di quel periodo, una Sassari economicamente tutto sommato in salute, come hai avuto modo di evidenziare. Sì, Giacomo, effettivamente non si tratta di un'opera che vuole avere un'ambizione, una vocazione enciclopedica, anche perché c'è, come tu ben sai, chi se n'è già egregiamente occupato. È più che altro una narrazione che prende le mosse dalla fine degli anni '70 e per differenziazione racconta gli anni '80, che furono profondamente diversi. In effetti noi arriviamo da fine degli anni '70, che sono gli anni di piombo, quelli anche della forte polarizzazione politica fra i due estremi, a cui Sassari non era estranea, anche perché diciamo che questa polarizzazione arrivava anche allo scontro fisico fra le opposte fazioni e a una diciamo, geografia rigidamente scandita e divisa tra le opposte fazioni della città. Insomma, non si poteva sconfinare a seconda dell'orientamento politico. Tutto questo in qualche modo viene meno nel decennio che ci interessa, perché negli anni '80, assieme al benessere di cui parlavamo, si accompagna il noto fenomeno che fu chiamato il riflusso, cioè si abbandonano le estremizzazioni politiche, ci si getta più sul privato, se vogliamo, e quindi per molti è una connotazione negativa. Viene citato anche il saggio di Montanelli, che chiama quel periodo gli anni di fango. Altri invece li citano come anni meravigliosi, perché al disimpegno politico però fa da contraltare una maggiore apertura, una maggiore leggerezza e una maggiore forse voglia di godersi la vita. È proprio da questo fermento in cui ci sono poi dei tipi antropologici molto precisi anche alle nostre latitudini isolane, che replicano in piccolo delle realtà peninsulari. Voglio dire, chi non ricorda il fenomeno dei paninari? Ma si andava dai paninari ai metallari, ai punk, ai dark. Insomma, diciamo che questo campionario su scala minore era un po' tutto rappresentato anche nella realtà sassarese ed isolana. Ecco, quindi c'erano anche questi modelli culturali che arrivavano dall'esterno e che venivano assorbiti e metabolizzati
dai giovani sassaresi. E musicalmente tutto questo come si esprimeva? Tu in fase di presentazione hai accennato anche ad eventi importanti che hanno segnato proprio questo fiorire di musica a Sassari, città che aveva già una interessante produzione discografica, sale di registrazione, nelle quali sono passati anche molti nomi importanti della scena musicale isolana. Certo, Giacomo, effettivamente ci sono delle tappe che ci permettono di scandire un po' il periodo. Lo scenario è quello che vede la piazza già abbastanza avanti sul piano delle case discografiche, ecco che assieme alla Techno Records, che è quella che andava per la maggiore, affiora il fenomeno della Luna Studio, dove la techno fino allora aveva assoldato soprattutto artisti a vocazione etnica, la Luna guarda più a rock. Nello stesso momento c'è un circolo a Sassari che si chiamava il Buendia, dove tra l'altro muove alcuni dei suoi primi passi nella carriera anche un musicista del calibro di Paolo Fresu, che cita il Buendia nella sua autobiografia, che danno vita alle prime jam session fra musicisti. Diciamo che tutto questo humus sfocia nella incisione di alcune opere di questi gruppi che, come dire, abbandonano lo stereotipo etnico, si rivolgono a generi musicali più americani, se vogliamo. Quindi abbiamo i Metro che guardano alla fusion, i Jab che guardano al rock britannico, abbiamo i 100 che guardano al rock italiano e i 4 Jazz che guardano al jazz, per esempio. Tutto questo produce delle incisioni discografiche, ma soprattutto va a confluire nel primo grande evento rock della piazza sassarese, che è il concerto chiamato allora Musica Musica 83 e che poi va a replicarsi per tutta sostanzialmente la seconda metà degli anni 80. Perché è importante questo passaggio? Perché è la prima volta che il rock viene sdoganato a teatro, al Teatro Verdi, che fino allora era, come dire, una zona off limits per il rock, ed era, diciamo, riserva di caccia degli amanti della musica classica e della musica lirica. Una volta sdoganato il fenomeno al Teatro Verdi, e fu un'idea dell'impresario Giovanni Leonardi, questo nucleo di musicisti fu quello che poi andò a costituire il primo cartellone del Festival Rockarea di Tonara di lì a 2 anni dopo, perché a Tonara si iniziò col festival nel settembre dell'85. Ma più ancora, e oltre questo, al novembre del 85 quel nucleo andò a fondare un'altra manifestazione che durò per tutti gli anni 80, che è quella che tu ben conosci, il Rock House, che venne fondato da Giovanni Leonardi, prima a Tissi, poi portato a Ossi, e poi, passando di mano alle Ragazze Terribili, si protrasse per tutta la seconda metà degli anni 80. E lì non solo gruppi sassaresi, ma gruppi di tutta l'isola ebbero modo di cimentarsi. Io personalmente ricordo con grande piacere i concerti sia di Tomato Ketchup di Cagliari che di Joe Perrino del Mellotons, che fecero la prima comparsa al Capo di Sopra proprio al Festival Rock House. Ecco Riccardo, tu ci hai tracciato un quadro estremamente esaustivo, direi anche importante, che ci ha fatto capire quale fosse il fermento all'epoca nella produzione musicale di Sassari in quegli anni 80. Protagonisti di questa scena sono stati anche i tuoi Jab, e allora io proporrei anche a quanti ci stanno seguendo in questa nostra conversazione di provare a far rifiorire, insomma, l'atmosfera almeno musicale di quegli anni con una chicca d'archivio, insomma, che recuperiamo dalle esibizioni dei Jab. In che anni siamo grosso modo con questa proposta, con questo contributo filmato che proponiamo, Riccardo? Dovrebbe essere all'inizio della seconda metà del decennio, 86-87, una cosa del genere. E allora vediamo un pochino che tipo di musica tiravano fuori i Jab di Riccardo Frau in quel periodo.
I'm gonna get away. It'll be the same, but I'll ride away someday. I say, hey girl, you get so hard and low. I said, look out, mama, the king of love is ocean. Mama say don't care, my father told me to. And friends joke about together, where the time will be I say, hey girl, you get so hard and low. I said, look out, mama, the king of love is ocean. Get walking, you get so hard and low. E beh, questa era la musica dell'epoca, caro Riccardo. Musica che però, come tu hai giustamente sottolineato, è riuscita anche a entrare in templi che assolutamente erano off limits per il rock. E questo fa il paio, credo, con un'altra iniziativa importante che grosso modo in quegli anni avveniva a Cagliari, per esempio con il Flash Festival organizzato da Radio Flash, la cui, siamo intorno all'87-88 anche in quel periodo, la cui finale venne ospitata niente meno che nell'auditorium del Conservatorio, insomma, quindi anche lì veniva in qualche modo aperta una breccia nei templi della musica colta. Se mi fermento, permetti, Giacomo, sì. volevo citare il fatto che Radio Flash era anche tra gli sponsor del Festival Rockaria di Tonara, quindi c'è un trenino molto preciso. Certo, e oltretutto tra gli organizzatori di quel festival, di quel Flash Festival, lo ricordiamo, c'era anche Francesco Abate. Francesco Abate, certo, presentò il primo festival di Rockaria, assolutamente. Esattamente, oggi affermatissimo scrittore, collega che lavora per il gruppo editoriale dell'Unione Sarda. Ecco, Rockaria, tu lo citavi, è stato un evento anche estremamente importante, intanto per la collocazione geografica, il rock che dalle aree urbane si immerge in un contesto barbaricino, di campagna, di entroterra in buona sostanza, anche se c'è da dire che anche gli ambiti interni non sono esclusi da questo fermento del rock, perché poco lontano da Tonara mi viene in mente adesso una località come Ololai, dove ha funzionato anche un importante gruppo di quel periodo, Mary That Foot Woman, se non ricordo male, insomma. Ecco, però intanto l'importanza di questa rassegna, vogliamo ritornarci, Riccardo, ti dispiace? Assolutamente, con piacere, Giacomo. Intanto vorrei citare un nome che anch'esso è in qualche modo un filo conduttore di questi fenomeni che abbiamo appena citato, ed è il nome di Antonello Grimaldi, attualmente noto regista, ma che girò uno dei suoi primi videoclip innanzitutto al Buendia nel 1985, dedicato al gruppo del Velton Sound di allora, da cui poi vennero fuori Seven Miles. Questo video è girato a metà fra la spiaggia, la rotonda di Platanora, e metà negli interni del Buendia. Antonello Grimaldi poi lo ritroviamo come giornalista inviato della Nuova Sardegna al Festival Rockaria di Tonara, dove fece l'articolo dal titolo estremamente suggestivo, che io cito più volte nel libro,
panorama rock fra i boschi a quota 1000. Secondo me Antonello è quello forse che ha centrato meglio l'atmosfera che si percepiva tra il pubblico e i musicisti in questo primo raduno rock di Tonara, stiamo parlando del 6 settembre del 1985. Quindi questa comunità di musicisti e di amanti del rock che si ritrovano sulle montagne della Barbagia è una piccola Woodstock sarda, è qualcosa di mai visto prima, è una zona franca in qualche modo del rock sardo, e quindi ritrovarsi lì, i gruppi giunti da tutte le parti dell'isola, e in qualche modo condividere questa esperienza con le persone che vengono da tutta l'isola a vedere il festival, e vengono apposta, non sono persone di passaggio, perché a Tonara non ci capiti per sbaglio, ci capiti perché vanno a vedere il festival. E avere anche come padrini un gruppo un po' surreale che era quello degli Schiantos, che si resero tra l'altro come dire, protagonisti di un'esibizione non convenzionale come tipico degli Schiantos del resto. Ecco, si era creato un ambiente, una situazione veramente particolare che poi si protrae per tutta la seconda metà del decennio e rimane un unicum nella storia del rock sardo probabilmente. Indubbiamente, anche perché è un festival che poi ha ospitato nella sua fase apicale anche gruppi che arrivavano dall'estero. Io ricordo anche una storica esibizione del gruppo inglese dei Jazz Butcher, insomma, per cui erano certo concerti di nicchia, ma molto seguiti, come tu sottolineavi, un po' da tutta la Sardegna. Il tuo racconto all'interno di questo vintage rock e dintorni nella Sassari degli anni '80 è tra l'altro arricchito da una formidabile come dire, dotazione iconografica, fotografie, ritagli stampa e tutta una serie di memorabilia, insomma, che ci aiutano anche a ricostruire ancora meglio l'atmosfera di quegli anni, e credo anche l'attenzione che tutto sommato i media, i giornali nella fattispecie, riuscivano a dedicare a questo fenomeno della musica nella scena sassarese di quel periodo. Sì, in effetti questa dotazione iconografica non nasce per caso, o meglio nasce per una circostanza fortuita, ma poi è quello che dà l'impulso a tutta l'opera. Come ti avevo anticipato in una delle nostre chiacchierate, molti anni dopo questo decennio d'oro, per sbaglio, diciamo, sgomberando un garage di famiglia, ho ritrovato una scatola di cartone con dentro una marea di memorabilia che avevo conservato negli anni '80 e di cui non mi ricordavo neanche più. E aprendo questa scatola è stato come aprire un po' un baule con il tesoro, perché da lì sono venuti fuori articoli di stampa dell'epoca su carta ormai ingiallita, biglietti di concerti, locandine di concerti, e appunto memorabilia di vario tipo che hanno, diciamo, dato un impulso decisivo a un'opera che magari era in gestazione da tempo, ma che ancora non trovava come dire, quella scintilla che consentiva di recuperare tutta questo magma e questa marea di ricordi che erano rimasti un po' nel limbo. È stato appunto decisivo questo ritrovamento, così come devo dire anche è stato decisivo per portare a unità e a compimento tutta l'opera quello strano periodo che abbiamo vissuto con il primo lockdown di marzo, perché diciamo che in questo silenzio, in questa assenza anche di impulsi esterni, forse si trova anche il momento per riflettere, per riordinare le idee, per portare a compimento l'opera che appunto è stata finita esattamente in quel periodo e poi stampata a giugno. Ecco, un po' questa è la genesi di questo lavoro. Ecco Riccardo, tu hai fissato puntigliosamente quegli anni della Sassari 1980 e più avanti sulle pagine di Vintage. Alla luce anche della tua esperienza di musicista, che comunque ha continuato la sua attività anche dopo quel periodo, in qualche modo quella situazione, quell'atmosfera, quel fermento si è ripetuto a Sassari nei decenni successivi. Te lo chiedo perché tutto sommato Sassari ha dimostrato ancora una volta, anche in periodi molto più recenti, di essere ancora un epicentro interessante per nuove vie musicali da parte di formazioni artistiche proprio su Sassari operano e sono nati. Sì, in parte questo si è protratto, ma diciamo con meno varietà di contributi probabilmente, nel senso che per esempio Sassari ha mantenuto e consolidato un'ottima tradizione per esempio nell'ambito della musica jazz, perché l'Orchestra Jazz della Sardegna ha solide basi nella piazza sassarese, come pure ha dato i natali a Roberto Tola, che è un chitarrista che oggi ha ottimo riscontro anche nel circuito musicale statunitense.
Altri generi forse hanno arretrato un pochino perché diciamo, i metallari dell'epoca si sono un po' estinti anche per ovvi motivi anagrafici, perché fare il metallaro a 60 anni forse non è l'ideale, è molto più comodo fare il bluesman sotto questi aspetti. Peraltro il blues invece ha dato linfa e forza a due talenti giovani isolani che sono venuti fuori e sono la propagine di quel fenomeno che è stato però da loro migliorato e portato diciamo, a livelli più alti. Voglio citare Francesco Pio e Irene Locke, per esempio, che sono due ragazzi in gambissime e che rappresentano l'isola egregiamente anche fuori dall'Europa. Il rock è arretrato un pochino, il blues è avanzato, il jazz è avanzato. Quello che si è perso e si è ritrovato per un attimo è invece il fenomeno del jam session, che un po' perse dopo la chiusura del Buendia avevano ritrovato nuova linfa in alcuni locali, il Poco Loco fra questi ad Alghero, ma anche alcuni locali sassaresi. Purtroppo con l'avvento della pandemia questa tradizione si è completamente persa. Certo Riccardo, in chiusura ti chiedo una battuta telegrafica dopo l'uscita di questo tuo volume. Che reazioni hai raccolto, soprattutto l'ambiente musicale sassarese, come ha vissuto questa rievocazione comunque non nostalgica, perché voglio dire non è che emerge la nostalgia dal tuo scritto? No, infatti è una narrazione che vuole essere fatta con leggerezza, quindi sicuramente i musicisti di allora si sono ritrovati con piacere perché come dire, molti di loro sono ancora in attività fortunatamente. Chi non lo è più ricorda con leggerezza quegli anni in cui è logico come dire, ricordare con piacere il periodo in cui si era ventenni, ma anche perché era un periodo oggettivamente molto florido dal punto di vista artistico. Ma devo dire che non solo i musicisti hanno avuto piacere di rileggersi, ma un po' la narrazione della Sassari degli anni '80 era qualcosa che mancava totalmente. Quindi anche un po' la piazza, la città ha reagito con simpatia, diciamo, a questo piccolo contributo, perché ha avuto modo di ripercorrere un fenomeno che un po' tutti ricordiamo con particolare piacere. E io credo che noi tutti di questo ti siamo grati, cioè ti siamo grati per questo contributo alla storiografia musicale, mi permetto di dire, della Sardegna, con questa rappresentazione che tu ci hai dato della scena musicale sassarese negli anni '80 in questo tuo vintage. Quindi Riccardo ti ringrazio molto del tuo intervento, di questa nostra conversazione. Grazie mille a voi, è stato davvero piacevole, grazie ancora, un abbraccio. Grazie a Riccardo Frau e con questo chiudiamo anche questo appuntamento con gli incontri dall'archivio Mario Cervo. Grazie ancora una volta per averci seguito.